L'assistenza dei bambini con tumore e leucemia richiede una collaborazione tra pediatra, ematologo e tutte le altre specializzazioni, compresa la chirurgia, la radiologia, la radioterapia, e da questo punto di vista il Gaslini è un modello ideale. In Italia negli anni 70 è stata creata l'Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica, di cui ho l'onore di essere presidente, che riunisce 52 centri che si occupano di ematologia e oncologia pediatrica. Recentemente io, nel corso dell'ultimo congresso nazionale che si è svolto a Pisa nel mese di giugno, quindi poche settimane fa, ho proposto ai colleghi della IEOP di creare un nuovo progetto accoglienza, cercando di ampliare quello che abbiamo fatto qui al Gaslini alcuni mesi fa. Al Gaslini abbiamo scelto di inserire nella nostra staff un giovane legale di lingua ispanica, lui è brasiliano ma parla perfettamente spagnolo, inglese e italiano, che ci aiuta nei contatti con i paesi dell'America Latina. Io vorrei fare lo stesso in tutta Italia, cercando di riunire le risorse che esistono e soprattutto mettere a disposizione di chi si rivolge a un centro italiano di ematologia e oncologia pediatrica le stesse informazioni, in modo che si possa il più presto possibile offrire a un bambino sudamericano o un bambino proveniente da qualunque paese del mondo quello di cui ha bisogno.